Buongiorno a tutti cari amici, oggi guarderemo delle partite sul gambetto Blackmar Diemer, un gambetto pericolosissimo, non fortissimo a gioco corretto, ma il bianco può fare una marea di punti. Guarderemo le primissime partite del suo, diciamo, di uno dei primi giocatori che è Bobrov. Non è né Blackmar né Diemer che poi lo hanno perfezionato, Bobrov, che sconfisse addirittura il primo campione del mondo Steinitz con questo gambetto. Poi vedremo una partita di Duras, un altro fortissimo giocatore, e poi vedremo le partite di Diemer, il maestro tedesco che ha perfezionato questo gambetto e che ha anche attuato la trappola di Halosar, che poi vedremo. Il gambetto Blackmar Diemer si ha dopo D4, D5 e 4. Allora, diciamo che dopo D4, cavallo F6, allora, le uniche due mosse contro D4 sono D5 e cavallo F6. Non ci sono altre mosse decenti. Dopo cavallo F6, per esempio, il bianco può giocare cavallo C3 con l'idea di giocare E4. Se ora il nero, qualunque cosa faccia, anche gioca l'est indiana così, contro cavallo C3 è obbligato a giocare D5, perché se non gioca D5 gioca G6, si traspone in una Pierce, che è un'apertura che deriva da un E4, un'apertura molto inferiore per il nero. Quindi il nero dopo cavallo F6, cavallo C3 deve giocare D5, allorché di nuovo il gambetto Blackmar Diemer è possibile, perché il bianco gioca E4. Quindi il bianco questo gambetto potrebbe giocarlo a tutti i giocatori, perché il nero per evitarlo deve fare grandissime concessioni, il nero deve per forza sapere come affrontarlo. Ebbene, adesso siamo nel 1896 e vediamo la partita tra Bobrov e Steinitz. Bobrov gioca D4, D5 e 4. Steinitz prende il pedone, cavallo C3. Inizialmente si è scoperto, inizialmente si giocava F3 subito per sviluppare il cavallo, ma poi si è scoperto che inserire cavallo C3 è meglio. Il nero gioca cavallo F6, a questo punto F3 è la mossa usata soprattutto da Diemer, ma qui il bianco gioca alfiere G5. Ecco, alfiere G5 l'idea di prendere il pedone in F6 e poi prendere in E4. Il nero gioca alfiere F5 per difendere il pedone, alfiere per F6, e per F6 a questo punto il bianco gioca F3. A questo punto Steinitz, pur essendo campione del mondo nel 1800, non aveva gli strumenti che abbiamo oggi, quindi non sa, questa variante non è corretta dal punto di vista teorico. Steinitz non sapeva come confutare questa variante e quindi cattura il pedone, che è un'imprecisione. Dopo E per F3, il bianco gioca donna per F3, attaccando l'alfiere e il pedone in B7. Il nero gioca alfiere C8 e a questo punto arrocco lungo. Ora c'è un gioco d'attacco pazzesco. Alfiere E7, alfiere C4. Sembra che, visto che il nero voglia arroccare corto, F7 è ben difeso, alfiere D3 sarebbe stato ancora più forte e su arrocco corto si potrebbe già iniziare a terminare lo sviluppo e poi lanciare un attacco alla baionetta, creando un pawn storm nell'ala di re, una partita con arrocchi contrapposti dove sembra che il bianco stia già meglio, anche secondo i motori moderni. Perché? Perché il bianco sta tirando tutto addosso al nero. Il bianco gioca alfiere C4, che forse non è la migliore, però poi vedremo. Comunque Steinitz si rimette in sesto, ma spende energie mentali per difendersi da questo attacco. Non riuscirà a difendersi bene e verrà spazzato via. Nero arrocca, il bianco gioca cavallo E2, cavallo D7, cavallo E4. Ecco, cavallo E4, siamo nel 1800, non dimentichiamoci. Oggigiorno chiunque saprebbe che
Bisogna, ok, magari qualcuno inizierebbe con H4, altri con G4. Tutte queste mosse sono meglio, bisogna lanciare i pedoni. Cavallo E4 non fa parte del piano. Cavallo B6, alfiere D3. Quindi era meglio mettere subito l'alfiere in D3. Era meglio non perdere un tempo con cavallo E4. Cavallo D5. Steinitz centralizza il cavallo. Ancora bisognava giocare G4, ma Bobrov gioca C3. Bobrov gioca male, ma poi riuscirà comunque a organizzare un attacco. F5 per cavallo F2, alfiere G5 attivando i pezzi, re B1, cavallo E3 attivando tutti i pezzi, si minaccia la qualità, torre E1, torre E8, il nero è molto attivo. In ogni caso diciamo che il pericolo è sempre alle porte, cavallo G3. A questo punto probabilmente il nero poteva contrattaccare, magari sacrificando pedoni per aprire l'ala di donna, ma si difende, e ora inizia il contrattacco. Il contrattacco è sempre alle porte. Alfiere H6 perché alfiere per H4 aprirebbe delle colonne e lascerebbe il cavallo in presa. H5, ecco, l'attacco è pericoloso. Ora probabilmente il nero sta meglio ancora e doveva portare altri difensori, ma il nero gioca cavallo G4 ed ecco che ora il bianco da qui in poi non sbaglia più nulla. Torre per E8, donna per E8, H per G6, aprendo la colonna A. H per G6. Diciamo che F per G6 era un'altra possibilità, però avrebbe altri difetti, indebolirebbe la diagonale. Per esempio forse era possibile sacrificare il cavallo, su G per cavallo per G4, su F per donna F6 con attacco decisivo si attacca l'alfiere e se l'alfiere si muove cade H7, per esempio su alfiere G7 alfiere per H7, poi scoperta, alfiere C4, e ci sono delle combinazioni dove il nero prenderà matto e perde tutto, il nero perde anche la camicia qua, e prenderà matto, no? In poche mosse, scacco e matto per esempio. Quindi qua Steinitz gioca H per G6, cavallo per G4, bisogna riprendere il pezzo, e ora donna F6, ora si minaccia l'alfiere, e ora bisogna giocare alfiere G7, ora tutti i pezzi bianchi partecipano all'attacco, questi pezzi non sono sviluppati, una delle idee dei gambetti è avere vantaggio di sviluppo. Il nero qua ha giocato alfiere G7, mosse come re H7 si imbatterebbero in cavallo E4, ora per esempio c'è l'idea di giocare o donna G5 e cavallo F6, o anche cavallo G5 e scacco perché l'alfiere è inchiodato, dopo cavallo G5 il re si allontana, cade H6 e c'è un attacco da matto. Un'altra minaccia, per esempio se il nero si sviluppa, potrebbe essere donna G5, no? Come dicevamo, si vuole prendere e dare matto, su donna F8, cavallo F6, no? E la posizione del nero crolla, tac, e matto. Dunque dopo donna F6 il nero gioca alfiere G7, donna H4, ora ci sono delle idee di penetrare in H7, sacrificare l'alfiere, dare scacco in F1, per esempio, diciamo che il nero gioca una mossa inutile, non so, A5, scacco, e ora si sacrifica, brillante, ora su F per G6, come dicevamo prima, torre F1, se il re si sposta cade l'alfiere, poi c'è un attacco brutale, un attacco decisivo, la posizione nera crolla, può cadere la donna, può continuare la persecuzione contro il re, è il disastro più totale. Se non si prende l'alfiere si continua comunque con torre 1 cavallo H5. Nero gioca donna E3, a questo punto donna D8, l'attacco arriva, alfiere F8, torre H8, due punti esclamativi, deviazione, su re G7 cade comunque l'alfiere, re per H8, donna per F8, re H7, donna per F7, su re H6, donna per G6 matto, re H8, alfiere per G6, ora ci sono delle doppie minacce, c'è la minaccia di donna H7 che dà matto e c'è anche la minaccia di donna F8 che dà matto. Il nero allora gioca donna H6 per difendere entrambi i matti, non si può nemmeno giocare donna H7, però
cioè la combinazione donna E8, re G7, cavallo H5, donna per H5, unica, il re non poteva nemmeno scappare F6, donna F7, re H6, donna H7, re G5, donna per H5, è caduta la donna e c'è attacco. Re F6 avrebbe resistito di più, ma la partita è stravinta per il bianco perché ha la donna per la torre. Steinitz vuole accorciare le sue sofferenze, gioca re F4, riceve matto. Una sconfitta cocente, no, per il primo campione del mondo. Guardiamo adesso una partita di Duras. E siamo nel 1912. Questa partita Duras gioca D4, gioca Duras contro Simek, D4, D5 e 4, D per E4, cavallo C3, la versione corretta del gambetto, cavallo F6, F3. Dopo E per F3 si accetta il gambetto. Sì, diciamo che qua la partita di prima Bobro ha giocato alfiere G5 ma anche F3 molto interessante, dove per cavallo per il bianco ha la colonna F aperte, c'è un leggero vantaggio di sviluppo. Nero gioca E6, che già non è il massimo perché si chiude l'alfiere. Alfiere D3, l'idea è arroccare, tirare fuori i pezzi, portare la donna in attacco, le torri al centro. Nero gioca alfiere B4, questo sviluppo non è probabilmente il migliore, arrocco corto. Ora il nero prende, ma prendere non fa che rafforzare il centro del bianco. È vero che quando si ha materiale in più bisogna semplificare, ma a parità di condizioni. Si dà la coppia degli alfieri, si indeboliscono le case nere, questo alfiere diventa più forte sia in G5 sia in A3. La casa in E5 è un avamposto più forte, il nero fa fatica a lottare contro l'avamposto in E5. Ora il nero arrocca, ora si poteva continuare con cavallo E5, poi alfiere G5, poi si poteva raddoppiare sulla colonna, mettere la torre sull'A, che era un massacro. Anche il motore capisce che la partita è completamente vinta. Anche alfiere A3 è stata giocata in partita, anche questa mossa è devastante. Torre 8, a questo punto Duras gioca a cavallo E5, e anche questa è devastante, il cavallo occupa l'avamposto. Il nero gioca a cavallo C6, ora c'è già una combinazione geniale, una combinazione da 2 punti esclamativi. Il bianco è pronto per creare un attacco decisivo e gioca cavallo per F7, 2 punti esclamativi. Dopo cavallo per F7 il nero deve accettare il gambetto, perché sennò avrebbe materiali in meno in cambio di nulla. Il nero il nero in realtà non lo accetta ma perde, quindi il nero forse doveva provare ad accettarlo, però avrebbe perso forzatamente, perché il nero ha giocato donna D5 in partita, però allora il bianco sta giocando gratis, non ha sacrificato nulla e il bianco vince senza rischiare nulla. Era meglio andare a vedere se c'era un bluff, però il bluff non c'era, il bianco avrebbe vinto. Come avrebbe vinto il bianco? Il bianco avrebbe vinto con donna H5, 2 punti esclamativi, perché il cavallo è inchiodato, il cavallo non può attaccare la donna bianca. Re G8 unica, non si può andare né in F8 né in E7 perché l'alfiere è un pezzo di lunga gittata. Torre per F6, 2 punti esclamativi. Ora questo ulteriore sacrificio ristabilisce la parità di materiale. Si minaccia H7, non ci sono difese. Su G per F6, donna per H7 è matto. 3 pezzi che collaborano per dare matto. Su donna per F6 cade la torre in E8 con matto. Matto. Se si prova a difendere il matto con G6, torre per G6, 2 punti esclamativi e scacco matto. Su re H8 si può sgomberare la diagonale. Torre G8 aprendo la diagonale all'alfiere e matto. Devastante. Su H6 ancora si può vincere con scacco e matto. Devastante. Un attacco pazzesco. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo.
Quindi devastante, no? Torre per F6. Ora, dopo donna H5, nemmeno G6 salvava per via di donna per H7 che dà subito matto, il re non può andare da nessuna parte, il cavallo è inchiodato, il bianco vince la partita. Quindi il nero gioca donna D5, secondo me era meglio provare a vedere se il bianco vedeva tutta la combinazione di prima. Il bianco gioca cavallo H6, che vince. Re H8 e ora su G per H6, torre per F6, il materiale è sempre pari, il bianco un attacco devastante, il re nero è scoperto, la partita è stravinta per il bianco. Dopo Re H8, a questo punto il bianco ha giocato donna D2, continuando ad accumulare pezzi, il bianco vuole giocare lento. In realtà il bianco non ha bisogno di fare chissà cosa per vincere, in realtà torre per era una vittoria più rapida, perché su G per H6, torre per, il bianco vince, sta anche giocando gratis. Su G per F6, donna G4, intrappolando il re nero e minacciando matto in F7. Ora per parare il matto, su torre 7 si cattura la torre e si rinnova la minaccia, su torre F8 idem. Su donna D7 si può giocare donna H5, minacciando di dare scacco in H7 e matto. Per esempio su una mossa qualunque, scacco, re G7 e matto. Ancora l'alfiere aiuta dalla distanza. In realtà non ci sono già difese, il nero ha partita completamente persa. Bianco comunque non deve trovare combinazione, gioca con calma così, il nero prova a portare i pezzi in difesa, ora scacco, ora di nuovo questo sacrificio, in realtà non serviva, anche cavallo E5, per poi portare pian piano i pezzi, gratis, senza sacrificare materiale avrebbe vinto. Ma torre per F6 comunque un sacrificio brillante che vince, G per, donna H6, ora se si cattura in F7 segue donna per H7, e poi si dà matto, alfiere G6 c'è matto imparabile, il cavallo è inchiodato, ora non si può evitare il matto in F7 o in H8. Si può giocare E5, ma il matto avviene con donna H8, donna G8, donna per F6, donna F7, donna per F7 matto. Pazzesco. E su G per donna H7, il nero ha giocato F5, cavallo G5, e ora di nuovo il matto imparabile, E5, e il nero abbandona perché in vista di donna per H7, re F8, donna H8, non si può salire, non si può parare di cavallo, donna G8, donna F6, donna F7, donna per F7. Bellissime vittorie di Bobrov contro Steinitz e di Duras contro Simek. Vedremo presto delle partite di Dimer, Emil Joseph Dimer, dove vincerà altre partite di bianco nel 1948 e sarà l'apogeo di questo gambetto. In ogni caso, questo gambetto, come abbiamo detto prima, deve per forza, bisogna sapere come affrontarlo, perché se vi giocano di 4 e volete giocare da nero un'apertura decente, o D5 o cavallo F6, su D5 lo possono fare subito. Su cavallo F6 cavallo C3 vi obbligano a giocare D5, ve lo possono proporre qua il gambetto, quindi bisogna saperlo. Abbiamo preparato un corso su come affrontare i gambetti e troverete tutti gli antidoti anche a questo gambetto. Vedrete come alla trappola di Alosara, il gambetto Blackmar Diemer, anche ai miglioramenti di Diemer che vedremo in futuro. Troverete tutti i segreti per prendere il pedone in più, terminare lo sviluppo e uscire dall'apertura con vantaggio, perché non dimentichiamoci, un pedone è un pedone.